Buonasera a tutti amici della Palla a Spicchi, ben trovati per questa giornata di Serie B di pallacanestro in diretta dal Palla Sport System. Rucker San Vendemiano contro Nuova Pallacanestro Olginate. San Vendemiano si presenta con il numero 2 Vedovato, numero 3 Bloise, numero 5 Perin, numero 8 Rossetto, numero 9 Malbasa. Olginate risponde col numero 3 Bugatti, numero 15 Marra, numero 16 Conversazio, numero 21 Cosinato e numero 31 De Bettin. Palla 2 vinta dai bianconeri e raccolta da Edoardo Rossetto, che poi la consegna a Bloise. Poi Perin va sotto da Vedovato contro Marra, decide di andare fino in fondo ma sbaglia, il rimbalzo del numero 21 Marco Cusinato. Palla quasi recuperata dalla difesa di San Vendemiano, ma viene commesso un fallo ai danni del numero 15 Marra, commesso dal numero 5 Marco Perin, primo fallo personale in questa partita per il play ex Faenza. Rimessa in gioco di Olginate, palla affidata a De Bettin, che poi apre per Conversazio che la ritorna a De Bettin. Palleggio, arresto e tiro allo scadere di 24, sblocca il punteggio di questa partita e primo vantaggio Olginate. San Vendemiano è già di là con Perin che riceve da Rossetto, poi va da sotto da Malbasa che attacca contro Marra. Malbasa tira e riceve il fallo, saranno due tiri liberi per l'ex Treviso. Fallo commesso al numero 16 Edoardo Conversazio, primo fallo personale. Primo libero che esce per Malbasa. Secondo assegno e San Vendemiano che smuove il proprio tabellino. Attacco del numero 31 Federico De Bettin contro Giacomo Bloise, apre per Marra che sfrutta il blocco di Conversazio, poi apre per il numero 21 Cusinato che la consegna al numero 3 Bugatti che tira, sbaglia, il rimbalzo di Olginate che trova 2 punti sotto canestro col numero 21 Marco Cusinato. Perin cerca un passaggio per Rossetto che riesce a riceverlo, palleggio, arresto e tiro all'altezza della lunetta e palla che entra. Padroni di casa si riportano sul -1, punteggio di 4-3. Cusinato attacca contro Vedovato, va fino in fondo e commette fallo di sponda per il buon posizionamento di Giacomo Bloise e quindi palla che ritorna nelle mani di San Vendemiano. Sarà proprio Giacomo Bloise a portare sulla palla per i bianconeri, poi la da Rossetto che la consegna a Perin, apre per Malbasa che va sotto da Vedovato che però sbaglia, il rimbalzo di Olginate con il numero 16 Conversazio, va fino in fondo contro Malbasa, l'appoggia al tabellone e trova altri 2 punti, numero 16 difesa molla per San Vendemiano che intanto
passaggio no look di Perin per Rossetto che viene stoppato a Cusinato, palla che schizza nelle mani di Vedovato che subisce il fallo proprio dello stesso numero 21 Cusinato, secondo fallo personale per il centro di Olginate. Cambio esce il 21. Non credo sia un cambio. No, era un... 2 tiri liberi per Jacopo Vedovato e con 2 tiri. Primo libero che finisce sul primo ferro. Mentre il secondo libero va a segno il San Vendemiano che si riporta sul -2. Nel frattempo attacco di De Bettin che poi la dà a Bugatti per il tiro da 3 punti di Marra, sbagliato, rimbalzo di Vedovato, confusione in mezzo all'area ma palla che rimane nelle mani del lungo di San Vendemiano che poi apre per Malbasa che subisce il fallo del numero 3 Bugatti. Rossetto apre per Bloise, per un attimo pensa al tiro 3, dopo decide di attaccare, va fino in fondo, segna e subisce il fallo del numero 31 Federico De Bettin. Avrà un tiro libero aggiuntivo per il potenziale gioco a 3 punti. Fallo invece non è stato commesso sul tiro, ma dopo il tiro di Bloise c'è stato un fallo rimbalzo del numero 31 di Bettina ai danni di Vedovato. Saranno 2 tiri liberi per Vedovato, il primo a segno che porta in vantaggio così i padroni di casa di 2 punti grazie al secondo libero segnato. Caversazio consegna per Marra, poi apre per Bugatti, sfrutta il blocco di Caversazio, attacca per un attimo pensa al tiro da 3 punti Cusinato, poi la consegna nuova a Marra, decide di attaccare contro Vedovato, tiro cortissimo, il rimbalzo di San Vendemiano che è già in contropiede con Perin che prova una bella apertura per Bloise anticipata dal centro di Olginate che riceve proprio dalla linea dei 3 punti, prova il tiro corto e rimbalzo di Giacomo Bloise, decide di attaccare fino in fondo in reverse, ottimo canestro del play bianco-nero. Caversazio contro Malbasa, decide di aprire poi per il tiro da 3 di Bugatti che sbaglia, rimbalzo ancora di Bloise. Perin palleggio, resto e tiro fuori, rimbalzo Caversazio per Olginate che decide di attaccare contro Malbasa che subisce, che commette fallo. Sarà semplice rimessa dal fondo per Olginate. Nel frattempo coach Marco Mian decide di cambiare il numero 5 Perina, il numero 2 Vedovato per il numero 10 Mossi e il numero 13 Bartoli. Cambio anche per Olginate, esce il lungo numero 21 Marco Cusinato e entra al suo posto il numero 8 Danilo Herrera.
Tiro a 3 punti di De Bettin, sbagliato, la tocca a rimbalzo Mossi, che poi la fa sua e la consegna nelle mani di Bloise. Apre per il tiro da 3 di Marco Mossi, tiro che va sul ferro, ma il numero 10 bianconero riesce a prendere anche il rimbalzo con la possibilità di far fare alla propria squadra un'altra azione. Ancora attacco fino in fondo di Bloise, che subisce fallo che è commesso dal numero 16 Caversazio, secondo fallo personale. Altro cambio per Olginate, fuori il numero 31 De Bettin, il numero 3 Bugatti, dentro il numero 13 Marino e il numero 14 Bartoli. Due su due per Giacomo Bloise, che esce ed entra Marco Perin. Marino in palleggio per Olginate, poi apre per Bartoli. Poi Caversazio riceve, va fino in fondo, sbaglia, ma prende rimbalzo e segna sotto canestro. Punteggio di 12-8 per i padroni di casa. Rossetto in area, litiga col pallone, poi trova uno scarico per il numero 13 Saverio Bartoli, che la dà a Rossetto, che sbaglia il rimbalzo Olginate, e palla recuperata proprio da Edoardo Rossetto, che apre per Perin. Bartoli si alza a 3 punti sull'angolo e segna. Saverio Bartoli in faccia a Lorenzo Bartoli. Marra si alza a 3 punti, tiro corto e palla per San Vendemiano. Cambio per Coach Mian, fuori numero 8 Edoardo Rossetto e dentro il numero 11 Nicolò Lurini. Perin riceve da Saverio Bartoli, attacca e subisce il fallo antisportivo del numero 8 Herrera. Cambio per Coach Meneguzzo, fuori proprio Herrera e dentro il numero 9 Marco Tagliabue. Due tiri liberi per Marco Perin, primo assegno. Due su due per il play di San Vendemiano e possesso che rimane per i bianconeri in seguito al fallo antisportivo. Rimessa affidata a Bartoli, che apre per Perin, che può gestire l'azione di attacco. Va da Lurini, palla per Bartoli, vede passaggio sotto per Malbasa. Ottimo canestro e ottima azione per San Vendemiano, che si porta sul più 11 quando mancano 3 minuti alla fine del primo quarto. Lorenzo Bartoli si alza in step back da 3 punti, tiro corto, rimbalzo di Saverio Bartoli, che lancia in contropiede Lurini, sbaglia, ma rimbalzo c'è Malbasa, che apre per il tiro da 3 punti di Mossi, esce anche questo, rimbalzo di Olginate con Marra.
Marinò gestisce l'attacco di Olginate, che poi trova un canestro sotto il ferro con il neoentrato Tagliabue su assist del numero 16 Caversazio. Perin apre per Bartoli, che ritorna da Perin, attacca contro il capitano di Olginate Marinò, poi si alza da 3 punti, tiro corto, rimbalzo di San Vendemiano con Malbasa, attacca, trova Perin che subisce il fallo del probabilmente numero 15 Alessandro Marra. Fuori Malbasa e dentro Jacopo Vedovato. Ci saranno 2 tiri liberi per Marco Perin. Primo libero assegno. Secondo libero corto, rimbalzo di Caversazio che poi apre per Marinò. La passa a De Bettin. Poi Marra. Cerca un passaggio per Caversazio ma non lo trova, e quindi palla che ritorna tra le mani dei bianconeri. Lurini alla rimessa per Saverio Bartoli. Poi Perin, no look per il tiro all'altezza della lunetta di Mossi, che esce, lotta a rimbalzo Vedovato, ma alla fine la palla arriva tra le mani di Marra, che apre per Caversazio, che in contropiede segna col fallo. Potenziale gioco da 3 punti per il numero 16 di Olginate. Fallo commesso dal numero 11 Nicolò Lurini. Primo fallo personale per lui in questa gara. Con tiro libero. Tiro libero aggiuntivo per Caversazio che va a segno. E Olginate che si riporta sul meno 7 quando manca 1 minuto e 30 alla fine di questo primo quarto di gioco. Perin apre per Bartoli, che poi trova un passaggio sotto per Vedovato, che però ha una ricezione difficoltosa e la palla viene recuperata dalla difesa di Olginate. Marinò attacca contro Mossi che commette fallo. Sono 2 tiri liberi per la guardia di Olginate. Time out chiamato dai padroni di casa, da coach Marco Mian. 1 minuto e 06 alla fine di questo primo quarto di gara, punteggio di 20 a 13 per i padroni di casa che stanno gestendo bene la partita. Entrambe le squadre in bonus. Esce il numero 5 Marco Perin, ritorna in campo Giacomo Bloise col numero 3. Primo libero assegno per il numero 13 Matteo Marino di Olginate. Secondo esce, rimbalzo di Jacopo Vedovato.
Bloise apre per Saverio Bartoli, poi Mossi, va sotto da Vedovato, raddoppiato e palla recuperata dal numero 9 Tagliabue. Buona difesa questa di Olginate, che ora attacca con Marinò. Cambio difensivo di San Vendemiano, poi Marinò trova un bel passaggio sotto per Tagliabue che sbaglia, ma rimbalzo c'è ancora il numero 13 di Olginate, poi Marra trova un extra pass per il 31 De Bettin, recuperato da Bloise che a sua volta sbaglia l'apertura per Bartoli e quindi Olginate ha la possibilità di provare il tiro in quest'ultima azione del primo quarto di gioco. De Bettin attacca contro Vedovato, pensa per un attimo al tiro, poi apre per il numero 13 Marinò, palla che balla sul ferro ed esce. Primo quarto di gioco che si conclude sul punteggio di 20-14 per i padroni di casa. Squadre di nuovo in campo per il secondo quarto di gioco. San Vendemiano si presenta con Malbasa, Vedovato, Rossetto, Bloise e Bartoli, e Olginate risponde con Caversazio, De Bettin, Marra, Tagliabue e il numero 13 Marinò. Palla rimessa in gioco da Caversazio, è affidata alle mani di Marra che attacca contro Edoardo Rossetto, poi trova Caversazio che la gira su De Bettin, attacca contro Bartoli che commette fallo. Primo fallo personale del numero 13 di San Vendemiano. No, 13. Olginate rimette la palla in campo, finta palleggio e passaggio di Marinò. De Bettin va sotto a Tagliabue, ricezione difficoltosa, attacca contro Vedovato fino in fondo, sbaglia, rimbalzo ancora di Olginate che però viene fischiata un'infrazione di 24 secondi da parte degli arbitri, quindi palla che ritorna tra le mani di San Vendemiano. Cambio per coach Marco Miano, fuori il numero 13 Saverio Bartoli e dentro il numero 7 Giordano Durante. Durante apre per Bloise, poi Rossetto torna da Durante, ancora Rossetto decide di attaccare, alla fine si arresta a 3 punti, rimbalzo di Vedovato che subisce il fallo del capitano di Olginate, Matteo Marinò. Primo fallo personale e rimessa per San Vendemiano. Palla tra le mani di Bloise che poi apre per Rossetto, apre Malbasa per Durante che poi trova ancora Malbasa, deve tirare San Vendemiano, tiro allo scadere dei 24 di Malbasa che trova una tripla importantissima per i padroni di casa che si riportano sul +9. Nel frattempo Olginate attacca con Marra, poi Caversazio, De Bettin. Caversazio apre per Marra, palleggio, arresto e tiro, assegno. Altri 2 punti per Marra. Bloise fa da Durante, poi Vedovato cerca un passaggio difficile per Malbasa, infatti la difesa di Olginate la recupera. De Bettin, palleggio, resto e tiro in contropiede, altri 2 punti per Olginate.
giustamente non Oginate si riporta sul -5. Durante va sotto da Vedovato che vuole giocarsela contro Tagliabue, palla che balla sul ferro, sbaglia, rimbalzo di Vedovato, palla che non entra e rimbalzo di Oginate. Nel frattempo Marra attacca contro Bloise e subisce anche un fallo antisportivo. Fallo del numero 3. due falli a fila, no? Non tiro del 3. Doppio cambio per San Damiano. Fuori per Oginate il numero 9 Tagliabue, dentro il numero 21 Cusinato, mentre San Damiano cambia il numero 2 Vedovato per il numero 10 Mossi e il numero 7 Durante per il numero 5 Perin. Tra Mossi e Perin. Due tiri originali. Primo libero a segno per Marra. Due su 2 per lui e rimessa per Oginate, affidata al numero 31 De Bettin. De Bettin apre per Marinò, poi Marra attacca contro Rossetto, tiro difficile che infatti esce, rimbalzo di San Damiano con Malbase che la consegna a Bloise, poi Perin apre per Rossetto, va sotto Malbase, bella apertura ma difficile, infatti viene recuperata dalla difesa di Oginate che conduce l'azione di attacco con De Bettin, poi Marinò, lay-up a segno del capitano di Oginate e Oginate che si riporta sul -1 e time out obbligato di coach Marco Mian. 6 minuti e 56 alla fine di questo secondo quarto di gioco, punteggio di 23-22 per i padroni di casa. Squadre di nuovo in campo dopo questo time out tecnico, rimessa dal fondo per San Damiano con Perin che la consegna a Bloise che la ritorna a Perin. Poi Perin scambia un consegnato con Mossi, passaggio sotto per Malbase che apre sull'angolo per il tiro da 3 punti di Marco Mossi che esce, San Damiano che entra e che San Damiano esce dal time out in maniera molto aggressiva. Importante risposta dei ragazzi di Mian. Poi De Bettin contro Bloise, scarica per Cusinato, piazzato che esce e rimbalzo di Mossi. Perin in contropiede contro Marinò, poi decide di giocarla, va sotto da Malbase che trova un ottimo passaggio schiacciato per Marco Mossi. E San Damiano si riporta di nuovo sul +6, tiro da 3 punti di De Bettin corto e rimbalzo ancora di Marco Mossi che poi affida la palla alle mani di Bloise. Va sotto da Perin, decide di attaccare, subisce il fallo di
Matteo Marinò. Secondo fallo personale del numero 13 di Olginate. E questa volta è coach Meneguzzo a dover chiamare il time out. Punteggio di 28-22 con 5 minuti e 38 da giocare fino alla fine del primo tempo di questa partita. Squadre di nuovo in campo, sanno 2 tiri liberi per Perin. Primo libero a segno. Assegno anche il secondo tiro libero, 5 su 6 dalla lunetta per lui questa sera. Nel frattempo Olginate con Marinò, poi De Bettin apre per Marra, attacca, scarica per Cusinato, sotto canestro sbaglia, rimbalzo di Mossi che apre per Perin, poi Mossi attacca, brutto scarico di Bloise che cercava di passarla a Perin, ma c'è una palla recuperata di Olginate. Nel frattempo De Bettin, poi Marinò decide di attaccare, Cusinato, tiro piazzato per lui, sbagliato, e rimbalzo di Savenimiano con Rossetto. Perin riceve sotto canestro da Malbase, subisce il fallo di De Bettin che commette così il suo secondo fallo personale. Doppio cambio, San Vendemiano, fuori numero 3 Bloise, numero 8 Rossetto, dentro il numero 11 Lurini e numero 13 Bartoli. 18. Olginati invece cambia il numero 21 Cusinato ed entra il numero 19 Carella. Bartoli apre su Mossi che trova sotto canestro Malbase, che però spinge e commette fallo in attacco ai danni del capitano Matteo Marinò. Fallo di Malbase del 9. Cambio San Vendemiano, esce proprio il numero 9 Malbasa e ritorna in campo il numero 2 Vedovato. Nel frattempo fallo del numero 10 Marco Mosse ai danni di Caversazio. Sarà rimesso laterale per Olginate. Anzi, San Vendemiano in bonus, quindi saranno 2 tiri liberi. Primo libero a segno. Due su 2 per il numero 16 di Olginate, che riporta così la squadra ospite sul meno 6, punteggio di 30-24.
Nel frattempo San Vendimiano attacca con Bartoli, ma c'è un altro fallo in attacco sotto il canestro commesso da Vedovato e altra palla recuperata in difesa da Olginate. Marra attacca contro Nicolò Lurini, poi cerca un passaggio anticipato da Marco Perin che segna 2 punti importanti in contropiede, riporta San Vendemiano sul +8 quando mancano 4 minuti alla fine del primo tempo. Ancora Marino, apre per De Bettin, poi Carella, Marra va sotto da Caversazio, Caversazio contro Mossi, scontro di gioco fisico ma l'arbitro non fischia nulla, quindi 2 punti per Olginate. Nel frattempo San Vendimiano con Mossi, poi Bartoli ha un po' di spazio, alla fine decide di andare da Perin che per un attimo viene raddoppiato, dopo decide di giocarsela con Caversazio, palleggio, resto tiro, gran canestro di Marco Perin che riporta i suoi sul +8. De Bettin, palleggio, resto tiro da 3 punti, tripla bella e importante di Olginate che però si addormenta in difesa per un attimo, ma Caversazio recupera la palla con il pubblico che contesta un fallo e segna anche in contropiede, e di nuovo -3 Olginate. Pronto ad entrare in campo per San Vendemiano Giacomo Bloise, nel frattempo consegnato di Mossi per Perin, poi ancora Mossi, Bartoli attacca, lob sbagliato, rimbalzo di Lurini che apre per Perin, 3 secondi di gioco sotto da Vedovato, stoppato dal ferro, e rimbalzo di Marra, poi De Bettin per un attimo pensa al tiro a 3 punti, dopo decide di ragionare, in palleggio Marino e ancora De Bettin. De Bettin attacca contro Vedovato, tiro corto e rimbalzo del numero 2 bianconero che affida poi la palla a Perin. Lurini, Bartoli sfrutta il blocco di Vedovato, poi Perin apre per Lurini che ha un'autostrada per andare a canestro e segna 2 punti in lay-up. E time out chiamato dal coach di Olginate, Meneguzzo. Punteggio di 36-31 per i padroni di casa con 1 minuto e 37 da giocare. Squadre di nuovo in campo, San Vendimiano con Perin, Lurini, Vedovato, Rossetto e Bloise. Olginate risponde con Carella, Marino, De Bettin, Tagliabue e Bugatti. Palla rimessa in campo e condotta da De Bettin, poi Carella riceve in punta, apre per Marino e fallo commesso nel turato da Vedovato ai danni di Tagliabue.
Secondo fallo personale per il lungo di San Vendemiano. Saranno 2 tiri liberi per il numero 9 Marco Tagliabue. Primo libero a segno. A segno anche il secondo. E Olginate a -3. Perin scarica per Rossetto, Vedovato in punta, poi Lurini e fallo commesso da Marinò ai danni di Rossetto, fallo lontano dalla palla, terzo fallo personale per il numero 13 di Olginate, che viene richiamato in panchina da coach Meneguzzo. Al suo posto entra il numero 15 Marra. Vediamo un attimo. Rimessa laterale di San Vendemiano affidata al capitano Edoardo Rossetto. Vedovato, Loise, Perin che trova Rossetto, bel passaggio sotto per Vedovato che sbaglia, probabilmente aveva subito un contatto non fischiato dall'arbitro. Olginate prova un passaggio sotto per Tagliabue, recuperata San Vendemiano e poi di nuovo palla persa San Vendemiano e Marra che punisce con 2 punti in contropiede. Olginate a -1 con 35 secondi da giocare. Perin, palleggio, arresto e tiro sbagliato e rimbalzo di Bugatti. Poi Marra, 15 secondi. Olginate prova ad andare sotto da Tagliabue, buona difesa di Vedovato, poi trova per il tiro da 3 punti Marra, tiro importante che non va, sbagliato, rimbalzo di San Vendemiano. Bloise prova il tiro allo scadere da 3 punti, palla che balla sul ferro, poi esce, finisce il secondo quarto di gioco e quindi la prima metà di gara con il punteggio di 36-35 per i padroni di casa. Tabellino della prima parte di gara: 3 punti per Vedovato, 6 per Bloise, 9 per Perin, 2 Rossetto, 6 Malbasa, 5 Mossi, 2 Lurini e 3 Bartoli. Olginate invece 4 punti Tagliabue, 3 punti Marinò, 6 punti Marra, 13 Caversazio, 2 Cusinato e 7 De Bettin. San Vendemiano si presenta in campo con Perin, Bloise, Vedovato, Malbasa e Rossetto. Olginate con Marra, Tagliabue, De Bettin, Caversazio e Bugatti. Rimessa a centrocampo per San Vendemiano affidata a Edoardo Rossetto. Subito zona, attenzione. Subito da punire questo, subito da punire. Rossetto riceve palla da Bloise, poi va da Perin che sfrutta il blocco di Vedovato. Rossetto apre per Bloise che attacca, poi consegna a Rossetto, palla che esce ma rimbalzo ancora di San Vendemiano con Malbasa che poi apre per Bloise. Un attimo pensa al tiro 3 punti, dopo va sotto da Vedovato che segna col fallo commesso dal numero 15 Alessandro Marra, primo fallo personale e sarà tiro libero aggiuntivo per il numero 2 di San Vendemiano.
Tiro libero a segno. San Vendimiano che va sul +4 col punteggio di 39-35. Nel frattempo De Bettin passa la palla a Caversazio che ritorna da De Bettin, poi Marra, ancora De Bettin. De Bettin palleggio, fa tutto da solo e fa bene perché segna. San Vendimiano è già di là con Perin, poi Malbasa, Bloise, tiro da 3 punti del numero 3, sbagliato e possesso per Olginate. Olginate con Caversazio che la consegna a De Bettin, che decide di attaccare da solo contro Bloise, si arresta, tiro da 3 punti, segna e vantaggio Olginate, punteggio di 39-40 per gli ospiti. 5 punti di fila per il numero 31 di Olginate. Nel frattempo San Vendimiano subisce il fallo proprio di De Bettin, che commette il suo terzo fallo in questa gara, fallo subito da Bloise e rimessa dal fondo affidata a Marco Perin. Bloise va da Perin che attacca, lay up fino in fondo, +1 San Vendimiano. Marra va da De Bettin, poi Marra tiro da 3 punti del 15, sbagliato e rimbalzo Olginate con Caversazio, poi apre per Bugatti, tiro piazzato a segno e di nuovo controsorpasso di Olginate. Perin per Vedovato, ancora Vedovato e ancora Perin. Malbasa attacca, scarica, passaggio sbagliato e palla recuperato da Olginate. Olginate conduce in attacco con il solito De Bettin, poi consegna Bugatti. Marra va sotto da Caversazio. Caversazio apre tagliabue e poi De Bettin fuori. Perin tocca palla da dietro e palla che rimane in possesso ancora degli ospiti. Rimessa laterale affidata a Bugatti, che però perde palla recuperata da Bloise che lancia in contropiede. Vedovato per la schiacciata e il nuovo controsorpasso San Vendimiano. De Bettin contro Rossetto, ancora De Bettin decide di attaccare contro Malbasa che però commette fallo e saranno 2 tiri liberi per il numero 31. Terzo fallo personale per Malbasa. Loro sono 3, 9, 16, 15, 31. Primo tiro libero sbagliato da
Federico De Bettin. Secondo libero assegno, sale così a quota 13 punti il 31 di Olginate. Nel frattempo Bloise riceve il consegnato da Malbasa, dopo apre ancora per Malbasa che decide di attaccare contro Caversaz, vuole giocarsela, dopo prova uno scarico difficile per Rossetto, il passaggio viene anticipato ma palla che rimane in possesso di San Vendemiano. Rimessa di Bloise, riceve il consegnato di Malbasa, tira 3 punti ma la palla esce e Olginate è già in attacco. Caversazio va sotto la Tagliabue che subisce il fallo del numero 5 Perin, che commette così il suo secondo fallo personale. Cambio per Coach Mian, fuori il numero 9 Malbasa e dentro il numero 10 Marco Mossi. Palla rimessa in gioco da Olginate che va da Marra, poi De Bettin, tirò a 3 punti del numero 31 e altra tripla, 16 punti per De Bettin e ben 9 punti segnati in questi primi 5 minuti del terzo quarto di gara. Nel frattempo Mossi, step back sbagliato e rimbalzo di Tagliabue. Attacco di San Vendemiano molto statico, il che aiuta la difesa di Olginate. Olginate, altro tiro a 3 punti di Marra, tiro sbagliato, rimbalzo di Tagliabue, fallo commesso da Rossetto. Rimessa Olginate con Bugatti, non trova nessuno dei suoi compagni liberi, quindi prova a lanciarla addosso a Perin che però la recupera. Perin nell'angolo a 3 punti, tripla importante che non va, e rimbalzo dello stesso Bugatti. San Vendemiano che non riesce a trovare la via del canestro, soprattutto con il tiro da 3 punti. Quasi palla persa di Olginate. E altro fallo di Perin ai danni del numero 3 Bugatti. Terzo fallo di Perin, richiamato in panchina, al suo posto entra numero 13 Saverio Bartoli. De Bettin attacca fino in fondo, sbaglia ma subisce il fallo del numero 10 Marco Mossi. 2 tiri liberi per il 31. Primo libero assegno. Un'altra partita persa. Andiamo qua con la testa, andiamo, dai! Contro Milano. 2 su 2 per lui, che sale così a 18 punti totali, di cui ben 11 in questo terzo quarto di gioco. San Vendemiano intanto si affida a Rossetto, poi Bloise
Scarico di Bloise per il tiro a 3 punti. Rossetto, tiro importante, ma palla che viene letteralmente sputata dal ferro e rimbalza Olginate, che conduce l'azione in attacco col solito De Bettin. Palleggio, resto tiro a 3 punti, a segno. 21 punti per De Bettin e più 8 Olginate quando mancano 4 minuti di gioco alla fine del terzo quarto di gara. Squadre di nuovo in campo dopo il time out chiamato da coach Marco Mian. San Vendemiano con Bloise, Bartoli, Malbasa, Mossi e Rossetto. 8 punti. Bloise conduce l'azione in attacco per San Vendemiano, poi la passa a Bartoli. Rossetto consegna per Bloise. Bloise contro Tagliabue, vuole andare fino in fondo, tira, sbaglia, ma subisce il fallo del numero 3 Bugatti. Due tiri liberi per il play bianco-nero. Primo libero sbagliato. Secondo va a segno e riporta San Vendemiano a -7 dagli ospiti. Nel frattempo Tagliabue va da Caversazio che se la vuole giocare contro Marco Mossi. Ancora Caversazio, buona difesa del numero 10 di San Vendemiano. Tiro sbagliato, ma a rimbalzo c'è Bugatti che segna altri 2 punti. Bartoli attacca, poi apre per il tiro a 3 punti Malbasa, tiro importante che va a segno. Si accende anche il pubblico. Olginate va sotto a Tagliabue, tiro corto sbagliato, ma rimbalzo il solito Bugatti, apre per Marra che vuole attaccare, palleggio, resto e tiro, palla che esce, ma rimbalzo ancora Olginate con Tagliabue. Poi De Bettin attacca, palleggio, resto e tiro sbagliato, rimbalzo San Vendemiano con Rossetto che poi apre per il contropiede di Bloise. E poi Malbasa che subisce il fallo antisportivo di Fabio Bugatti. Terzo fallo personale del numero 3 di Olginate. Saranno 2 tiri liberi per San Vendemiano più possesso. Cambio Olginate, fuori Marra e dentro il numero 13 Marinò. Primo libero a segno.
2 su 2 per Malbasa, che con questo mini break personale di 5-0 riporta San Vendemiano a -4 quando mancano 2 minuti e 08 secondi alla fine del terzo quarto di gioco. Cambio per coach Meneguzzo, fuori il numero 9 Tagliabue e dentro il numero 19 Carella, Tagliabueta, il numero 19 Carella. che va a posizionarsi in difesa. Difesa zona per Olginate, lascia però il tiro da 3 punti di Rossetto che esce. Olginate in attacco con Marinò che la passa a De Bettin, ottima difesa di Bloise su De Bettin. Ancora Bloise su De Bettin sempre in palleggio, poi tiro liberissimo in Marinò da 3 punti sbagliato e rimbalzo San Vendemiano con Rossetto che si lancia letteralmente sulle tribune, poi brutto palla persa San Vendemiano e De Bettin sfrutta in contropiede la palla recuperata dai suoi compagni di squadra e di nuovo -6 San Vendemiano. Mossi va da Bartoli, poi Rossetto, tiro difficile che non va e rimbalzo di Caversazio, poi Marinò conduce l'azione d'attacco, consegna De Bettin, mismatch contro Marco Mossi, Mossi tiene ma De Bettin segna ancora e sale a quota 25. 18 punti in questo terzo quarto per il numero 31. Mossi, step back, assegno. Dieci secondi, palla affidata a De Bettin che è letteralmente on fire, poi apre il tiro a 3 punti di Bugatti, sbagliato, rimbalzo di Bloise che può cercare l'ultimo tiro a 3 punti di Bloise che non va a segno per poco. Finisce così il terzo quarto con il punteggio di 51 per San Vendemiano e 57 per Olginate. Tabellino della partita: 8 punti per Vedovato, 7 punti Bloise, 11 punti Perin, 2 punti Rossetto, 11 punti Malbasa, 7 punti Mossi, 2 punti Lurini e 3 punti Bartoli. Per Olginati invece 4 punti Bugatti, 4 punti Tagliabue, 3 punti Marinò, 6 punti Marra, 13 punti Caversazio, 2 punti Cusinato e 25 punti De Bettin. San Vendemiano di nuovo in campo con Bloise, Lurini, Mossi, Perin e Malbasa. Olginate risponde con Caversazio, Carella, Bugatti, Marinò e Marra. Rimessa per Olginate, palla affidata a Marinò, poi Caversazio contro Malbasa, Caversazio commette fallo in attacco, buona difesa del lungo di San Vendemiano, terzo fallo personale del numero 16 di Olginate e rimessa laterale per San Vendemiano affidata a Mossi. Ancora difesa a zona per Olginate, Perin apre per Bloise
che scivola, rischia di perdere la palla ma trova di nuovo l'equilibrio, poi si alza a 3 punti, tiro che non va e rimbalzo di Caversazio. Marra, poi Marinò, ancora Caversazio, attacca contro Mossi, tiro difficile, non va e a rimbalzo è ancora di Olginate con Caversazio, poi Marra scarica fuori, tiro a 3 punti di Caversazio, tiro corto e rimbalzo di Lurini per San Vendimiano, che subisce anche il fallo del numero 3 Bugatti, che commette il suo quarto fallo personale. Fallo del 3 su Giacomo Bloise apre per Marco Mossi, Malbasa, Nicola Lurini, Perin va sotto da Mossi, bel passaggio e ottimo canestro sotto il ferro di San Vendemiano sull'asse Perin Mossi. Palleggio, resto il tiro di Marra, rimbalzo San Vendemiano con Malbasa, in contropiede Marco Perin, riporta a -2 San Vendemiano. Si scalda anche il pubblico di San Vendemiano. Marra attacca, poi scarica per Caversazio, palleggio, resto e tiro che esce, rimbalzo di Bloise. Perin palleggia, però c'è un fallo lontano dalla palla, quinto fallo personale di Bugatti, che protesta e gli viene attribuito anche il fallo tecnico. Aspetta. Ma perché siamo distanti dal tavolo? Porta puttana. Hanno detto anche Al posto del numero 3 Bugatti entra il numero 9 Tagliabue. Sarà un tiro libero per Mossi e possesso San Vendemiano. Tiro libero a segno per Marco Mossi. Malbasa attacca in palleggio, ma perde la palla per un brutto ball handling. E Olginate ancora in attacco con Marinò, poi Caversazio, ancora Marinò, fallo ancora lontano dalla palla commesso dal numero 9 Malbasa ai danni del numero 9 di Olginate Tagliabue. Quarto fallo personale per Malbasa, che esce, al suo posto entra il numero 2 Vedovato, fuori anche il numero 11 Lurini e dentro il numero 8 Rossetto. Per Olginate invece entra il numero 31 De Bettin. Proprio De Bettin alla rimessa dal fondo, che va da Tagliabue, che la riconsegna a De Bettin. De Bettin per un attimo raddoppiate, poi trova un passaggio per Carella, tiro piazzato cortissimo, ma rimbalzo c'è Tagliabue che sfrutta il taglia fuori mancato di Vedovato e segna 2 punti per il +3 di Olginate. Mossi va da Vedovato che gira su Rossetto, Mossi si alza da 3 punti, subisce il fallo e per poco non ha il potenziale gioco da 4 punti, ma saranno semplicemente 3 tiri liberi per il numero 10 di San Vendemiano. Fallo commesso da Tagliabue, che commette il suo secondo fallo personale.
Primo libero a segno. Secondo a segno. Sì, ma sì. 3 su 3 dalla lunetta di Mossi, importantissimo, perché San Vendemiano impatta a quota 59 Olginate. De Bettin va da Marinò, ancora De Bettin in palleggio contro Rossetto, palleggio, resto e tiro sbagliato, ma a rimbalzo ancora Olginate con Tagliabue che subisce il fallo di Vedovato. Vedovato commette il suo terzo fallo personale, richiamato in panchina da coach Marco Mian, al suo posto numero 9 Malbasa. Rimessa di Olginate, De Bettin contro Rossetto che però fa un'ottima difesa, poi De Bettin scarica per Carella, sbaglia, rimbalzo di San Vendemiano con Mossi, apre su Rossetto, Perin è già di là, Mossi per un attimo pensa il tiro a 3 punti, poi palleggio, arresto e tiro in step back di Marco Mossi che firma e sorpasso San Vendemiano con il suo 15° punto in questa partita. Nel frattempo tiro in uscita dal blocco di Marra che finisce però sul primo ferro, rimbalzo San Vendemiano. Perin palleggia il tiro a 3 punti, palla ancora che non vuole entrare da 3 punti di San Vendemiano, rimbalzo Olginate con De Bettin, poi Carella, Marinò attacca contro Perin, buona difesa, passaggio no look per Tagliabue e palla che rimane nel possesso, palla che rimane in possesso di Olginate. Nel frattempo però c'è un time out, però c'è un cambio, è sicuro un cambio allora. punteggio di 61-59 quando mancano 5 minuti e 20 alla fine di questa partita. Squadre di nuovo in campo, Olginate con Tagliabue, Caversazzo, De Bettin, Marinò e Carella. San Vendemiano risponde con Perin, Rossetto, Malbasa, Mossi e Bloise. Rimessa dal fondo di Olginate con De Bettin, Caversazzo attacca, poi scarica per De Bettin che subisce il fallo del numero 5 Perin. Quarto fallo personale per Marco Perin e possesso ancora Olginate con la rimessa laterale affidata a Caversazio. De Bettin in palleggio, apre per Carella, palleggio, resto e tiro fu sbagliato, a rimbalzo ancora Olginate con Caversazio che subisce il fallo del numero 8 Edoardo Rossetto. Squadre entrambe in bonus, 2 tiri liberi per Caversazio.
Primo libero a segno. Due su due per Caversazio. E di nuovo punteggio in parità su 61 pari. Bloise attacca e subisce il fallo del numero 13 Marinò. Due tiri liberi, fallo subito da Malbasa, sono due tiri liberi per il numero 9 bianconero, quarto fallo personale del numero 13 di Olginate. Primo libero sbagliato. Zero su 2 per Malbasa. Ma a rimbalzo c'è un altro fallo di Olginate ai danni di Edoardo Rossetto. Fallo commesso dal numero 19 Carella, suo primo fallo personale. Primo libero per Rossetto a segno. Due su 2 per il capitano di San Vendemiano. Di nuovo più 2 Rucker. Punteggio di 63 a 61 con 4 minuti e 40 da giocare. Carella la gira su Caversazio, poi Marinò va sotto da Tagliabue che subisce il fallo, anzi no, infrazione di passi del numero 9 Tagliabue. Palla recuperata dalla difesa di San Vendemiano. E Olginate che si piazza subito in difesa 2-3. Mossi consegna a Bloise. Tiro da 3 punti di Marco Mossi da casa sua. Più 5 San Vendemiano. Squadre di nuovo in campo. San Vendemiano con Malbasa, Rossetto, Mossi, Bloise e Perin. Rimessa di Olginate con Carella. Palla ricevuta da De Bettin. Poi Caversazio. Marinò va sotto a Tagliabue, raddoppiato, poi ancora Marinò e ancora Tagliabue. Buona difesa di Malbasa, palla lanciata da Tagliabue e palla che entra. Meno 3 Olginate. Mossi consegna per Bloise, poi blocco di Malbasa. Bloise apre per Rossetto, Malbasa incrocia in palleggio e subisce il fallo. Olginate in bonus, quindi saranno 2 tiri liberi per il numero 9.
Coach Meneguzzo cambia il numero 19 Carella ed entra il numero 15 Marra. Primo libero a segno per Malbasa dopo lo 0-2 fatto in precedenza. 2-2 questa volta Malbasa, tiri liberi importanti, più 5 San Vendemiano. Ancora De Bettina in palleggio, poi trova Marinò, Marra, Tagliabue contro Malbasa, buona difesa del numero 9 bianconero che la recupera, dopo subisce anche un probabile fallo di Tagliabue non ravvisato dagli arbitri. Nel frattempo Perin in palleggio, c'è però un fallo in attacco di Malbasa che commette il suo quinto fallo personale. Pronto ad entrare quindi Jacopo Vedovato. Ancora Olginati in palleggio con De Bettin. Marra difeso dal Rossetto. Poi sotto Tagliabue, aiuto difensivo di Perin in leggero ritardo. Quinto fallo personale di Marco Perin. E Saverio Bartoli pronto a subentrare al numero 5 bianconero. Due perdite importanti in pochi minuti di San Vendemiano. Fuori sia Perin che Malbasa per 5 falli. Nel frattempo Olginate sbaglia il primo tiro libero con Tagliabue. Il secondo va a segno e meno 4 per gli ospiti di questa partita. Ora Bloise attacca contro Marinò, Mossi riceve, può andare lui. Decide di andare sotto da Vedovato che però subisce il fallo di Tagliabue. Quarto fallo personale e saranno 2 tiri liberi per il lungo, ex Treviso e Virtus Roma. Ma in sentito base era che la partita di 21 non ignoro. Primo libero a segno. 21 e 31, 16, 15 e Secondo sbagliato e rimbalzo di Marra per Olginate, conduce la transizione. Ancora Marra in palleggio, blocca il palleggio e palla recuperata dalla difesa bianconera con Rossetto che poi trova Bloise e si alza a 3 punti. Tripla importante non va, ma rimbalzo ancora Marco Mossi, importantissimo il suo contributo in questa partita. Subisce il secondo fallo di Marra e saranno altri 2 tiri liberi per San Vendemiano. fallo dove? Allora, Sul tiro? Non tiro. Time out chiamato dagli ospiti. Punteggio di 69-64 con 2 minuti e 16 da giocare. Squadre di nuovo in campo, San Vendemiano con Rossetto, Bartoli, Vedovato, Bloise e Mossi. Olginate con Marra, De Bettin, Marinò, Caversazio e Tagliabue.
Guarda, mi fate i numeri bene. Primo libero di Mossi, Ok. assegno, Ha fatto 15. E 15. Allora se c'è il 16. Boh, è così come No, magari. secondo libero sbagliato dopo aver ballato sul ferro, rimbalzo Olginate, De Bettin conduce l'azione d'attacco, in palleggio contro Bartoli, palleggio, resto e tiro, assegno, -4 Olginate. Intanto Bloise in palleggio, poi Perin. Bel passaggio di Mossi sul taglio di Bloise, altri 2 punti sotto il ferro per la Rucker. Poi Olginate in palleggio, Marinò scarica per Tagliabue che sotto canestro sbaglia, e rimbalzo di Vedovato e palla affidata a Giacomo Bloise. Mossi per Vedovato che poi la consegna per Bloise, palleggio, arresto e tiro di Giacomo Bloise, altri 2 punti e +8 San Vendemiano, 1 minuto e 10 da giocare. Palla sporcata dalla difesa bianconera, però rimane in possesso Olginate, avrà a disposizione una rimessa laterale con Marra. De Bettin in palleggio, ancora lui, palleggio, resto e tiro, finta, tiro stoppato da Vedovato, ma sulla palla vagante arriva prontamente Tagliabue che segna 2 punti sotto il ferro, poi rimessa in gioco di San Vendemiano e fallo subito da Giacomo Bloise dal numero 13 Marinò, che commette così il suo 5º fallo in questa partita. Al suo posto subentra il numero 14 Lorenzo Bartoli. Primo libero sbagliato. Pronto intervento. 1 su 2 per Bloise, +9, +7 San Vendemiano. Poi Caversazzo attacca e segna in reverse. Difesa molle questa di San Vendemiano e coach Miano obbligato al time out per questi ultimi 40 secondi di partita, con Olginate che si è riportata sul -5. Squadre di nuovo in campo, rimessa affidata a Saverio Bartoli di San Vendemiano. Che attacca,
poi Bloise, riceve il consegnato di Rossetto, Mossi, Vedovato, poi Bartoli, Bloise in palleggio, fa scorrere il tempo, poi si alza a 3 punti, lo scadere è sbagliato, rimbalzo di Olginate con Tagliabue, poi De Bettini, palleggio, resto e tiro in transizione da 3 punti sbagliato, rimbalzo di Bartoli che subisce il fallo di Caversazio. Saranno 2 tiri liberi per Saverio Bartoli con 5 secondi da giocare, più 5 San Venimiano. Abbiamo 5 secondi sul Primo libero sbagliato da Bartoli. Uno su 2 per lui, più 6 San Venemiano, tiro della disperazione di Olginate, San Venemiano che porta a casa questo importante scontro con il punteggio di 76-70. San Venemiano che giocherà la prossima partita l'8 dicembre a Padova.